God Save the Wine, finalmente nel tempio del rock, della musica, quindi ci vogliono innanzitutto vini grintosi. Vabbè, direi che ci siamo, però come tutti i gruppi musicali individuiamo e presentiamo alla chitarra chi ci mettiamo in questo gruppo. Ma la chitarra, allora, siccome la chitarra, buonasera a tutti, di nuovo ritrovati qui a Firenze, nella capitale dei vini chiaramente. Ormai noi siamo seguaci delle attività di Andrea Gori. Allora, chitarra può essere anche un assolo, e allora nel nostro assolo, visto che abbiamo un vitigno che si distingue da tutti gli altri nel mondo del Lambrusco, metterei il Sorbara, che è frizzante, scarico di colore, quindi una chitarra che può suonare più note da sole, però che può essere poi accompagnata da altri strumenti sicuramente. E quindi qual è? Il Sorbara, ecco, Sorbara, quindi una bella chitarra di stampo. Sì, ce ne abbiamo una dietro che quasi quasi si assomiglia come colore. In effetti è vero, non è non voluta. Una Fender, adesso io la mia ignoranza è fatta di chitarra, io ascolto tanta musica, ma ecco. Beh, direi che belle note appuntite, affilate e vengono fuori anche dei belli assoli. Insomma, dai, Grasparossa è un solista. Assolutamente, è come dico sempre, è il Lambrusco che non ti aspetti per la vivacità che ha, per la spuma che ha, ma soprattutto per questa acidità che lo contraddistingue da tutti gli altri Lambruschi. Meno tannino, però sicuramente in una sviolinata fatta da chitarra dice la sua. Quindi quasi una ballad. E invece ecco, alla batteria che ci mettiamo? Ecco, alla batteria io ci vorrei mettere una nostra idea di qualche anno fa, che è il rosé, fatto da uvi di Grasparossa e Pinot Nero. Perché? Perché è un connubio, quindi la batteria suona diversi strumenti nel suo interno, i tamburi, i piatti, e quindi da solo riesce a contornare sicuramente un aperitivo piuttosto che un pasto o un pranzo. Questo potrebbe essere, quindi perfetto. Beh, il rosé che è quindi un'interpretazione più moderna di questo concetto. C'è il Matlungo con una piccola percentuale di Pinot Nero che gli dà la famosa struttura, il famoso scheletro, prevale la grande freschezza, quindi suono dei piatti del Grasparossa. Un vino tampureggiante in effetti, dove c'è sia la gran cassa del Pinot Nero e un bel complesso. Sì, allora ci manca l'acuto, ci manca un cantante che abbia i famosi, diciamo, una grande canna, no? Cioè vuol dire che ha una voce che spara dei grandi acuti. Esatto, e allora io qui mi avvicino al rombo dei motori, mi avvicino al rombo di una Ferrari, l'ho già detto in un'altra nostra intervista, mi avvicino al Grasparossa in assoluto, e che per noi è il vigneto Cialdini. In effetti Grasparossa non poteva essere altrimenti acuto, perché è il Lambrusco più profumato, il più intenso, quello che tutti, diciamo, l'iconografia del Lambrusco è questa. Assolutamente, nell'immediato sì, Direi anche forse il vino è più adatto anche sulla cucina. Stasera siamo a mangiare hamburger, cose. Sì, direi proprio di sì. L'altro diventerebbe troppo fine, il rosé diventerebbe troppo spregiudicato, il Grasparossa secondo me si avvicina tanto all'abbinamento. Cialdini non ha paura di nessuno. No, assolutamente. God save the wine. Grazie, arrivederci.